Benvenuti alla lezione di tecnica numero 6. Adesso ci occupiamo con questa lezione delle combinazioni delle dita alternandole con il dito mignolo, quindi mignolo pollice, mignolo indice, mignolo medio, mignolo anulare, così da completare il quadro delle 5 dita. Allora apriamo il manuale alla seconda sezione tecnica e di fronte a noi abbiamo l'esercizio numero 7. Allora osservate sul pentagramma abbiamo quindi i numeri più grandi che si riferiscono alle dita che suonano, che premono i tasti, quindi che suonano le note, e invece lettere più piccoline e numeretti più piccolini che indicano o la caduta o le articolazioni delle dita sole, S per sole, C caduta, T tutte le dita restanti, e poi di volta in volta vedremo. Allora, osserviamo la prima battuta, sempre 4 quarti, la nota della mano destra, pentagramma, come vedete è Sol, esce appena fuori dal pentagramma, poi abbiamo Do, quindi mignolo Sol, Do con il pollice, di nuovo Sol e Do. Quindi Sol Do per la mano destra. Vediamo la mano sinistra, chiave di basso, quindi Fa, La, Do, La, Do, Mi, Sol, quindi mignolo Do e pollice Sol. Allora, caduta sui mignoli e poi articolazione del pollice da solo, poi di nuovo tutte per il mignolo e di nuovo pollice da solo. Bene, adesso osserviamo questa alternanza mignolo-pollice. Bene, passiamo alla seconda battuta con la seconda combinazione. Mignolo indice, 5 per il mignolo, 2 per il dito indice. Osserviamo le note, sono Sol, Re per la mano destra, Do, Fa per la mano sinistra. Allora, adesso stavolta il mignolo proviene dal dito pollice, quindi T dovete rialzare tutte per suonare i mignoli, però subito dopo abbiamo il dito indice e quindi c'è una S piccolina da solo, quindi dovete sollevare il dito indice senza muovere le altre dita dai tasti. Ricordiamo quindi sempre alternare una condizione di tensione per le articolazioni e di immediato riposo appena effettuata l'articolazione. Osserviamo anche quest'altra combinazione. Bene, ora veniamo alla seconda battuta, però stiamo già con il pollice premuto per l'ultima nota della prima battuta, quindi continuiamo dalla seconda battuta tenendo ancora il pollice precedente. Bene, passiamo adesso alla terza battuta e alterniamo le dita mignolo medio, quindi numero 5 per il mignolo, numero 3 per il medio. Osserviamo, stavolta per suonare il dito mignolo, provenendo dall'indice, bisogna sollevare insieme al dito mignolo il medio e l'anulare, quindi numeretti 3 e 4. Poi per suonare il dito medio, di nuovo, quindi Mi, le note sono Sol, Mi, a destra e a sinistra Do, Mi. Per suonare il dito medio bisogna invece sollevare l'anulare e l'indice, 4 e 2. Poi di nuovo il dito mignolo, però stavolta esso proviene dal dito medio e quindi bisogna sollevare soltanto l'anulare, cioè le dita che stanno da questo lato della mano. E poi per risuonare il medio ancora anulare e indice insieme. Allora, vediamo quest'altra combinazione. Anche in questo caso teniamo già l'indice premuto come ultima nota della seconda battuta e proseguiamo per la terza con le articolazioni del mignolo insieme al medio e anulare. Ed infine passiamo alla quarta battuta, quindi l'alternanza del mignolo con l'anulare.
E allora vediamo, le note sono sol, fa a destra e do, re a sinistra. Quindi di nuovo quinto per il dito mignolo, che provenendo dal medio si deve sollevare insieme al 4, al quarto. Quindi vedete il dito numero 4 scritto piccolo, il numero 4. Attenzione adesso per l'anulare, che bisogna articolarlo insieme al secondo e al terzo. Quindi secondo e terzo per il dito quarto. Poi attenzione perché a stavolta il mignolo provenendo dall'anulare è rimasto da solo da questo lato del dito, diciamo della mano, per cui c'è una S da solo il mignolo, mentre il quarto è ancora insieme al secondo e al terzo. Bene, vediamo ancora quest'altra combinazione. Anche in questo caso teniamo già premuti i medi e quindi ricominciamo dall'articolazione del mignolo insieme all'anulare, quindi in questo modo. Attenzione. Per finire l'ultimo mignolo semibreve. Bene, adesso vediamo un'esecuzione dell'intero esercizio. Possiamo ripetere più volte ogni battuta, tra l'altro come per gli altri esercizi c'è indicato il segno di ripetizione, quindi ripetete ogni combinazione finché non ne siete ben sicuri e poi mi raccomando di operare con il metronomo gradualmente aumentando la velocità. Per essere chiaramente, per ridurre i tempi di reazione, perché tutti questi esercizi vanno ripetuti ogni giorno cercando, segnatevi a matita sul vostro manuale le velocità che avete raggiunto su quell'esercizio e il giorno dopo cercate di oltrepassare quel limite. Ora vediamo l'esecuzione con qualche esempio di applicazione del metronomo. E allora l'intero esercizio, metronomo 72, tutto a posto, allora aumentiamo la velocità di un pochino, da 72 a 76. Tutto a posto e quindi così via, aumentare ancora di 4 punti la velocità del metronomo. Ricordiamo che da 72 a 80 si aumenta di 4 punti. In ogni caso potete scegliere voi delle velocità a vostro parere, insomma. Bene, allora fate di questi esercizi il vostro allenamento quotidiano, cercando di raggiungere una velocità abbastanza elevata, quindi ogni giorno questi esercizi sono la base del controllo tecnico e in più potete poi passare anche al numero 8, con il quale abbiamo tutte e 5 le dita in maniera consecutiva, quindi in effetti è proprio una conseguenza, è come se fossero varie battute in successione dal numero 3 al numero 7. Ve ne mostro giusto una piccola parte, quindi si parte dalla solita posizione e vediamo l'esecuzione completa di questo esercizio. Come avete potuto notare e come si vede dalla scrittura,
c'è la ripetizione di 2 battute, quindi dal pollice verso il mignolo e ritorno, e di nuovo dal pollice verso il mignolo e ritorno. Bene, fate questi esercizi, soprattutto anche il numero 8, fino a quando non riuscirete a raggiungere una velocità piuttosto allegra, diciamo come un allegro, con un controllo ottimale. Per esempio questo è 116. Ricordatevi di alternare articolazione e riposo, solo allora, quando avete questo tipo di controllo, potete aumentare la velocità. Quindi ripetete sempre questi esercizi dal numero 3 al numero 8 e magari anche le cadute, numeri 1 e 2 precedenti, prima di passare ai successivi. Quindi arriviamo a sciogliere bene le dita e avere questo controllo con un completo rilassamento. Bene, anche per questa lezione numero 6 è tutto, abbiamo quindi completato il quadro delle articolazioni alternando le combinazioni tra tutte le dita, e quindi fate un buon allenamento con pazienza, tranquillità, cercando poi di applicarle anche naturalmente alla lettura queste cose, e poi passeremo con la lezione numero 7 all'esercizio successivo, ma badate che già questo è un bel lavoro che vi terrà occupati per un po' di tempo. Io vi aspetto comunque per la prossima, vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo sempre che il manuale è reperibile su internet al sito della Sonitus Edizioni, di cui avete visto l'indirizzo in sovraimpressione su altre lezioni, oppure potete richiederlo al mio indirizzo email anche per sciogliere dei dubbi, insomma, farmi delle domande, e quindi potete contattarmi direttamente. Io vi auguro un buon lavoro e una buona musica, grazie, alla prossima.